Parliamo di calcio. Siamo collegati con Alessio Soncin, allenatore dell'Aci di Jesolo. Innanzitutto, mister, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti e grazie a voi dell'invito. Allora, mister, per prima cosa, avete concluso una stagione, si può dire tranquillamente da record, l'anno scorso, anzi nell'anno 2023-2024 in prima categoria, culminata con la promozione. Sì, non so se sia un proprio vero record, insomma, però penso che non ci siamo andati lontani, nel senso che abbiamo fatto un anno importante dove abbiamo ottenuto 22 vittorie e 6 pareggi, una sola sconfitta, oltretutto avvenuta dopo che si era già festeggiato il campionato, quindi obiettivo raggiunto e direi un campionato praticamente dominato, ecco, direi. E tra l'altro avete ottenuto la promozione con, se non andiamo errati, 3 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, per cui se non un record comunque un ottimo risultato. Sì, sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo a 3 giornate dal termine e diciamo che è stato bravo il Sanstino che è arrivato secondo a tener vivo il campionato fino a 3 giornate dalla fine, perché anche loro hanno fatto un gran campionato, Certo. anche se diciamo che il distacco, insomma, da DCM in avanti è sempre stato non sotto i 9 punti, quindi insomma un margine importante, diciamo. Ora per affrontare la prossima stagione, appunto in promozione, tante conferme, ma anche tanti volti nuovi. Come possiamo sappiamo che non è facile perché sono veramente tanti i ragazzi che sono arrivati, ma come possiamo riassumere un po' i nuovi arrivi e anche le conferme naturalmente, a partire da lei? Sì, intanto volevo anche ringraziare la società per avermi dato la possibilità di continuare questo progetto anche per l'anno prossimo, ecco, di avermi dato fiducia, di aver dato fiducia a me e anche a tutto lo staff, insomma. E per quanto riguarda la squadra, purtroppo si sono dovute fare delle scelte, sia tecniche, ma anche dovute al fatto che facendo quest'anno un campionato di promozione, abbiamo la regola degli under, quindi dobbiamo avere alcuni giovani in rosa che devono essere sempre in campo nei 90 minuti e quindi abbiamo optato per diciamo, confermare uno zoccolo duro dello scorso anno e inserire dei giovani nuovi, promettenti, e quindi di formare poi, con un gruppo sia di gente dell'anno scorso ma anche gente nuova, soprattutto giovani, ecco, con qualche innesto anche di categoria, perché insomma è sempre una categoria nuova che porta ecco, sempre delle incognite nuove. Ecco. Indubbiamente le scelte che di cui lei ci parlava sono state dolorose o comunque non facili, ma d'altronde, come ha detto appena lei, il salto di categoria impone di fare certe scelte al di là delle regole nuove, anche per affrontare una nuova categoria che può presentare delle incognite. Sì, sì, certo, abbiamo dovuto fare delle scelte, dico anche a livello personale, dolorose, perché tutto il gruppo dell'anno scorso avrebbe meritato sicuramente la riconferma. Purtroppo fa parte del gioco, anzi ci tengo a ringraziare pubblicamente soprattutto tutti quanti quelli dell'anno scorso, ma soprattutto quelli che quest'anno non faranno più parte del gruppo e che per vari motivi hanno intrapreso altre strade e gli auguro il meglio. Come è giusto che sia, anche perché hanno dato un contributo tutti quanti alla promozione. Sì, sì, certo, quando si raggiungono degli obiettivi, che sia vincere il campionato o una salvezza, comunque un obiettivo importante, dietro c'è sempre un lavoro globale di tutta la rosa, non è pensabile di raggiungere un obiettivo con 10-11 giocatori, di avere una rosa che si mette tutta a disposizione e tutti devono dare il proprio contributo. Dicevamo che sono molti i volti nuovi che si vedranno nella prossima stagione. Come ce li potrebbe introdurre? Ma le dico la verità, non mi sento di fare dei nomi, nel senso che non vorrei magari dopo, sì, fare dei nomi e non farne altri. Dico soltanto che abbiamo aggiunto un buon gruppo di giovani del 2004 e del 2005, anche qualche 2006, che valuteremo, che vedremo, che cercheremo di far integrare nel gruppo già esistente. E poi abbiamo un paio
diciamo, ai ragazzi che non sono più under, quindi con un po' più di esperienza, che l'anno scorso erano in promozione, che sicuramente ci daranno una mano per capire il prima possibile la nuova categoria, ecco. Ci par di capire quindi che si sia formato un gruppo con il giusto mix o comunque l'intenzione è quella di fare un giusto mix di giovinezza ed esperienza? Sì, sì, l'obiettivo è quello, ma soprattutto abbiam voluto gente motivata, gente che abbia voglia, di lavorare, di mettersi in gioco, perché la categoria nuova è una categoria importante, con delle incognite, con delle difficoltà diverse rispetto a quelle dell'anno scorso e quindi vogliamo, partendo da me, tutti quanti farci trovar pronti per questa nuova avventura. Una nuova avventura che inizierà tra poco, mister, quando ci sarà effettivamente il raduno. Allora, il raduno, l'inizio degli allenamenti è fissato per il 1° di agosto, dove ci saranno un paio di giorni dove faremo dei test fisici e li useremo anche un po' così per conoscerci meglio, ecco. E poi dal 5 di agosto si inizierà con la preparazione vera e propria e per farci trovare pronti prima per il 25 di agosto che inizierà la Coppa Veneto e poi l'8 settembre che inizierà il campionato. Immaginiamo ci sarà anche una presentazione per il pubblico. Sì, non abbiamo ancora una data precisa, diciamo, però verso fine agosto è in programma una presentazione aperta al pubblico dove, insomma, la squadra verrà presentata e verrà anche svelato, diciamo, il progetto per il prossimo anno. Di sicuro, mister, ci sarà tanto entusiasmo tra le fila dello Jesolo. Sì, anche perché è una categoria che mancava da più di 20 anni se non sbaglio, quindi ci sono tutte le diciamo, c'è tutta la voglia di farci trovar pronti e di far bella figura, insomma. Certo, chiarissimo. E dunque per averci parlato, aver fatto il punto della situazione sull'ACI di Jesolo, ringraziamo mister Alessio Soncin per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti.